Secondo copione, giornata calda e grande partecipazione. Gli agrigentini ai piedi di San Calogero, arrampicati attorno alla statua per salutarlo, abbracciarlo, per ringraziarlo delle grazie ricevute o per invocare un suo miracoloso intervento. Migliaia di fedeli hanno reso omaggio al Santo Nero anche ieri, seconda ed ultima domenica dei festeggiamenti, ma anche chi non ha potuto essere fisicamente presente al santuario ha avuto la possibilità di vivere ugualmente le emozioni con fede e devozione seduto comodamente a casa grazie alla diretta trasmessa da TVA. Dopo la Santa Messa, l'uscita del simulacro alle 13 in punto, bigliettini, pane benedetto, applausi accompagnati dal tradizionale grido Viva San Calò. Tra la folla diversi turisti incuriositi da una delle feste più suggestive in Sicilia, ma anche il regista argentino Michele Guardì e l'attore Gianfranco Iannuzzo. San Calogero, portato in spalla, ha percorso le principali vie cittadine per poi essere conteso tra i vicoli del centro storico. Poi riflettori accesi sulla processione serale con San Calogero non più a bordo di un mezzo a motore, ma su un carrello trainato dai fedeli, una delle novità dell'edizione 2018 che è andata in archivio, segnata dal suggestivo spettacolo dei giochi pirotecnici prima del definitivo rientro della statua nel santuario.